21 anni appena, la vita di questo ragazzo si è spenta lungo queste rotaie quando il treno della linea Mestre Adria lo ha travolto e ucciso. La tragedia intorno alle 6:30 a Oriago di Mira. Sconosciute al momento le cause dell'incidente, il treno a quell'ora era zeppo di pendolari e studenti che hanno assistito alla scena attoniti. Il fatto all'altezza del passaggio a livello di via Verona. Sul posto immediato l'arrivo dei soccorsi e tutta la linea, che è a binario unico, è rimasta bloccata con il treno fermato immediatamente per permettere i rilievi da parte delle forze dell'ordine. Nel frattempo attivate le corse sostitutive con i bus per consentire ai viaggiatori di raggiungere le proprie destinazioni. Non è ancora chiara la dinamica del tragico incidente. Il ragazzo deceduto, secondo quanto si apprende da una prima ricostruzione, sarebbe di origini albanesi e residente nel Mantovano. Si trovava a Oriago, ospite a casa di alcuni amici per qualche giorno.